Buongiorno signori, bentrovati, è scattata nuovamente la nostra ora solare. Oggi siamo molto contenti e molto emozionati perché il racconto che faremo in musica e in tante parole è quello della vita di un uomo speciale, di un uomo che si è reso indimenticabile in tutte le cose che ha fatto e attenzione, ben oltre i confini nazionali. Quest'anno celebriamo i 100 anni dalla sua nascita, gli sarebbe piaciuto arrivare a 100 anni, ma ha fatto di più, si è eternato da solo. Sto parlando di Claudio Villa. Claudio Villa oggi lo racconteremo in una maniera molto speciale, milioni di dischi venduti, un uomo amatissimo, lo ripeto, non solo nel suo paese, in Italia, ma in tutto il mondo. Potevamo parlare di Claudio Villa senza avere la voce del maestro Riccardo Antonelli? Non potevamo! Riccardo Antonelli! Perché serenatella sfiorisci tra le foglie del betulla, se sa la gente mo non è più quella che amava te sentisse sospirare, ma c'è una pupa bella che sogna e sogna in ogni stella, che sente che la voce sua stornella, serenatella, serenatella. Allora, a quest'ora del mattino, Riccardo Antonelli, grazie mille, serenatella, dolce amara. Riccardo è stato l'unico allievo di Claudio Villa e sottotitolo si sente, perché a tutti gli effetti si sente. Ora io dico, noi possiamo fare una puntata così senza il nostro, lo dico con grande orgoglio, musicista, scrittore, autore di programmi eccezionali, quelli con Paolo Limiti, Stefano Paggioro, che ci ha fatto un grande regalo, ci ha portato Mauro Pica. Stefano, ben arrivato, grazie. Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa, ben arrivato Mauro. Grazie. Grazie infinite, grazie a voi, accomodatevi. Che puntatona, eh? Allora, Mauro Pica perché era Claudio Pica, sì, era il nome, il vero cognome era Claudio Pica. Abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. Stefano, questa serenatella dolce amara che il maestro Antonelli ci ha fatto ascoltare con la sua bella voce. È una canzone molto particolare perché è il primo disco che ha inciso nel 1947, il primo disco. Il primo. Ed è scritta da un autore che era Luciano Luigi Martelli, che è colui che poi lo porterà a fare il provino alla Parlophone, che era la prima casa discografica. Per nostra fortuna lo porterà a fare questo provino. Allora, Mauro Pica, figlio di Claudio, queste canzoni credo ascoltate e riascoltate tutta una vita, no? Perché è così. Ho detto bene prima, Claudio è riuscito ad eternarsi, a diventare, a restare grande, grandioso nella nostra vita e nella vita di generazioni future. Sì, ma è bellissimo perché che belli che siete. Io per tutta la vita, ma specialmente dopo che è scomparso, quando spesso incontro delle persone che ognuno di lnon mi ricorda un aneddoto legato a mio padre, sia che l'abbiano conosciuto, sia che è legato a una canzone, a un momento particolare e quant'altro. Ed sono cose stupende, credo che capitano a pochissime persone. Io sono molto fortunato. Capitano a pochissime persone. Allora, la mamma di Mauro era Miranda Bonansea, doppiatrice, splendida doppiatrice, è stata lei a doppiare Shirley Temple, Marilyn, insomma una voce di eccezionale bellezza. Guardate questa immagine molto familiare. Tu sei cresciuto anche con i tuoi nonni, però. Sì, assolutamente. I miei nonni Pietro e Ulpia. Roma proprio. No, contadina del Viterbese. Mio nonno invece faceva il vetturino a Roma, sì. Allora, che cosa
che cosa viene fuori da questa famiglia? C'entra anche una bicicletta, signori, perché Claudio Pica, aiutava, sosteneva la sua famiglia, certo, no? certo. Consegnando i fiaschi di acqua acetosa da ragazzino. Sì, la famosa acqua di Roma. Chiaramente sì. non c'era l'illuminazione di oggi e quindi lui si faceva compagnia cantando e dava una mano a suo padre. Di notte. E cantava le canzoni di Carlo Buti, che era il suo cantante preferito del periodo, grande nome della canzone italiana, e si faceva coraggio. L'abbiamo conosciuto grazie a te, Carlo Buti. Si faceva coraggio e pensate, poiché la mamma di Claudio lavorava al Teatro dell'Opera, dico bene anche? Sì. Non sto sbagliando, vero? Questo non so bene, ma può darsi che abbia lavorato. Ha lavorato anche al Teatro dell'Opera. Lui imparò a conoscere i grandi cantanti. Infatti, quando lo chiamavano tenorino, ma era tutto Ino, no? Reuccio, era tutto in piccolo. In realtà era un personaggio grandissimo. Villa aveva questa voce. Assolutamente. Che poteva essere la voce di un tenore. Certo, poi chiaramente ha avuto dei problemi di salute. E poi comunque cantava con uno stile che era lo stile che si chiamava all'italiana, che era lo stile che si usava in quel periodo, usando la mezza voce, usando il falsetto, e una voce perfetta. Aveva la voce che era un cristallo, la voce di Claudio Villa. Era anche necessario un filo di voce, perché ha avuto la tubercolosi. Tesoro. Prima a un polmone e poi a un altro. È incredibile, perché era un uomo che con la voce faceva veramente quello che voleva Mauro. Avere un papà così, avere un papà così famoso, così grande, così tanto, che cosa ha significato nella tua vita? Beh, ci sono stati vari momenti secondo la crescita, no? Perché a un certo punto non capivo perché insomma, verso i 12-13 anni, quando mi capitava che molti ammiratori chiedessero anche l'autografo a me, no? E io non capivo questo fatto. E mio padre mi diceva, guarda Mauro, che se noi facciamo questa vita è grazie a loro, sono loro a cui devi rispetto. E questo è stato un grande insegnamento e l'ho avuto sempre. Poi naturalmente crescendo, come in tutte le famiglie, come tutti i padri e figli, c'è sempre questo, ovviamente questo contrasto. E io ho cominciato a lavorare, facevo altre cose, ci era un po' di meno. E un aneddoto che mi piace ricordare è quando mio padre era lui solo a una manifestazione a Roma, incontrò un personaggio con cui io collaboravo spesso per alcune cose e li presentarono e lui fece piacere Claudio Villa, dice è il papà di Mauro. E mi ha raccontato e lì è rimasto un attimo è rimasto, però in cuor suo poi come a tutti i genitori ha fatto piacere, è il momento in cui un figlio si emancipa, no? Certo. A un certo punto, perché sennò rimarrai sempre il figlio del papà, come spesso è capitato e capita. Insomma. Allora, abbiamo da raccontarvi storie bellissime, meravigliose, perché Claudio Villa è stato un uomo che ha saputo costruire innanzitutto la propria vita professionale attraverso una giusta fatica, un impegno ancor più giusto e un totale, assoluto rispetto del pubblico. Ma gli aneddoti sono tanti. Per esempio, se vai in Giappone, vuoi mangiare senza bacchette? Non si può. Che fai? Chiedi la forchetta? Guai a farlo. Ma anche di questo parleremo. Claudio Villa, tra un attimo all'ora solare. Com'è bello far l'amore quando è sera, core a core con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù, non so belle come l'occhi che c'hai tu, luce bianca d'oro d'un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare.
bello fa l'amore quando è sera, com'è bello fa l'amore quando è sera, com'è bello fa l'amore quando è sera. Riccardo Antonelli, questa voce a quest'ora. Grazie, grazie maestro. L'unico allievo di Claudio Villa, con noi Stefano Paggioro, senza di lui come si potrebbero fare queste puntate, e Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. Questo è Claudio Villa davanti al mappamondo, di questo parliamo tra un attimo. Questo Com'è bello far l'amore quando è sera è un classico della canzone romana, ce lo ricordiamo anche cantato da Anna Magnani. Sì, esatto, nell'episodio Siamo donne, esatto, di Luigi Zampa. Esatto, sì, sì. Insomma, era però il suo, la canzone romana. Sì, è era l'ultima canzone romana che viene scritta prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Farà un successo enorme anche se parla del passato, perché parla della Roma precedente, certo. Però canzone che è entrata nel repertorio di Villa già alla fine degli anni 40 ed è rimasta per tutta la carriera. Come diventò Villa? Diventò Villa... Da Pica, perché insomma si doveva fare... Teniamo da parte questa domanda, lo sapete? Sì, un impresario, sì. È un impresario che dice ma Pica non suona bene. Non suona bene e si inventarono questo improvvisamente. Villa suona Claudio Villa è proprio lo chiedo a un musicista, sì, è intonato come nome, no? Sì, proprio suona meglio, anche se uno dice ecco a voi Claudio Villa. Claudio Villa, e quante volte l'abbiamo sentito dire ed ecco a voi Claudio Villa. Sapete che c'è un Claudio Pica che è il figlio, dunque il nipote, giusto, di Mauro? Sì. Tuo nipotino? Tu, no, Mauro, mio nipotino, suo figlio. Allora avevo detto bene, tu non canti. No. Paradosso. Notare come l'ha detto? No. No, ma mi ha proprio... È un fatto... Mori, sei stonato o intonato? Sono stonato. Sei stonato. Ma la stonatura... Posso raccontare, se volete, un piccolo aneddoto? Ero sempre piccolo, attorno agli anni 60. Mio padre mi mette vicino al pianoforte e lui comincia a fare una nota e lui mette la nota con la voce e mi fa Mauro, falla anche tu. E io ci ho provato, lui fa no, stai mezzo tono sopra. Poi riprova, io rifaccio, dice no, stai un quarto di tono sotto. Fatto, è finita. Papà, lascia stare. È finita. Lascia stare. Mauro gestisce splendidamente un agriturismo, suo figlio, che si chiama Claudio e non ha mai conosciuto il nonno, invece ha una voce splendida. Senti, Stefano, un tono sotto, mezzo tono sopra o comunque fosse, quest'uomo aveva fatto della sua voce virtù sotto tutti i punti di vista, cioè era riuscito a costruire una voce di eccezionale valore. Tu non lo hai mai incontrato? Purtroppo no, purtroppo non l'ho mai incontrato, però da bambino è stato uno dei primi cantanti che ho sentito perché avevo le mie nonne che lo adoravano, proprio letteralmente, come adoravano proprio i cantanti all'italiano. Qui abbiamo Luciano Tajoli. E qui abbiamo Luciano Tajoli, che io invece ho conosciuto molto bene, che mi parlava spesso di lui, della loro amicizia. Lui mi diceva sempre, i giornali ci mettevano contro negli anni 50 perché la tifoseria del pubblico, però dice noi ci siamo sempre stimati, anche nell'intervista del mio libro, lui io glielo chiesi proprio, dice noi ci stimavamo molto. E poi c'è anche una bellissima testimonianza che mi ha raccontato Patrizia, la moglie di Claudio. Alla quale mandiamo un grande bacio, Patrizia, grande bacio a te. E mi ha confermato di questa stima e di questo affetto di Luciano nel momento in cui Claudio si ammala, tutti i giorni gli telefonava per avere notizie. Sì, perché a volte, Mauro, si costruivano queste rivalità che servivano chiaramente più ai giornali. Tutto oggi. Sempre. Accade. Come nel calcio. Come in qualsiasi settore. Allora, lo chiamano Reuccio. E io quando ero ragazzina dicevo ma perché il Reuccio? Questo è un re a tutti gli effetti, perché lo era, ma quel Reuccio forse era anche un modo affettuoso, no? Di era un fan club che regalò questa corona
ce l'abbiamo ancora questa corona a papà e lo proclamo Reuccio, insomma. Ma anche meglio, perché il re sarebbe stato troppo. Re sarebbe stato sarebbe stato troppo. Leggete intanto sul nostro titolo dagli Stati Uniti alla Cina, così appunto il Reuccio conquistò il mondo, ma prima di parlare della conquista del mondo, perché è stata quella di Claudio Villa una conquista Alessandro Magno gli avrebbe stretto la mano, nel senso, senza combattere, anzi lavorando con la propria voce, lui ha veramente conquistato il mondo. Sanremo, signori. Sanremo. La sua Sanremo fino alla fine, fino all'ultimo istante. Quante partecipazioni, quante vittorie? 13 in gara e poi, se non erro, 2 da ospite e poi 4 vittorie, ma in realtà 4 e mezzo, perché nel 57 fecero solo in quell'edizione una quarta serata che chiamarono degli autori indipendenti e vinse anche in quell'occasione il primo premio. Insomma, lui e Modugno hanno 4 vittorie. Se la giocavano. Allora, perché una l'hanno vinta insieme con Addio Addio. Nel 62. In coppia Modugno e mio padre, e con Addio Addio vinsero nel 66, se non sbaglio. 62. Mauro, se dice 62, no, scusa. ha parlato la Cassazione, cioè Paggioro e la Cassazione. Va bene. Assolutamente. Sentite, chiediamo al maestro Riccardo Antonelli di farci ascoltare Una casa in cima al mondo. Ha partecipato a Sanremo questo brano, non vinse, ma poi sapete, a Sanremo vince il brano che la gente canta la mattina dopo. E quante volte abbiamo cantato, non con la stessa voce, Claudio Villa noi. Maestro. Amore, non piangere per me, se questo mondo non ha sorrisi per me. Andremo via nella mia casa, io e te, io e te. La nostra casa in cima al mondo, e quando tu verrai leggera se ne andrà, nel cielo volerà con noi. La nostra casa in cima al mondo, la terra girerà lontana più che mai, e tu la scorderai con me, con me. Buongiorno a te, caro, 2 baci e ben trovato. Grazie, ben trovato. Prego, accomodati, caro. Allora, questa è una canzone bellissima, meravigliosa, Stefano, e dobbiamo salutare una persona molto cara. L'autore che ci segue, il maestro Pino Donaggio. Maestro, tutta la nostra personale gratitudine per quello che lei ci ha regalato e continua a regalarci, davvero con tutto l'amore del mondo. Assolutamente, il testo è di Vito Pallavicini che abbiamo anche ricordato. Che abbiamo ricordato. E quando c'è Paggioro, qui abbiamo Virginia Conte alle spalle, la mia Sara Cacioppo, la mia autrice laggiù. Signori, voi sapete che, e arriviamo maestro, c'è anche una domanda per il maestro in merito. Claudio Villa andava splendidamente in moto, c'aveva sto giubbotto di pelle, il cappello un po'... il berretto un po' sulle 23, no? Tanto che quando vedevi uno il giubbotto di pelle, ma che vuoi fare? Claudio Villa era un po' l'indicazione all'epoca. Patrizia aveva una paura nera di andare in moto, perché lui coinvolgeva le persone che dovevano andare in moto. Sì, assolutamente. Mi ha detto più volte questo fatto, dice, mi costringeva a fare questi lunghi viaggi, io non avevo voglia. Mauro, tu andavi in moto? Beh, certo. Per forza. Dice, certo. Il mezzotono de nota, no, certo. Ma in moto sì. Assolutamente. Però,
è mio padre che ha preso da me. Mettiamo le cose, i puntini sugli lì, non è il contrario. Eh sì, perché ho avuto la fortuna a 18 anni che mio padre mi regalò la prima Maximoto di allora, e dopo qualche mese però non seppe resistere e comprò anche lui. Mauro, questo non lo sapevo veramente. Sì, perché lo dicono, hai preso da tuo padre, no, al contrario. Allora attenzione, e gli hanno detto, ah, ma lei è il papà di Mauro, e la motocicletta. Sono piccole soddisfazioni. Sono quelle soddisfazioni. Ma ha detto proprio alla romana, sono soddisfazioni. E lui si divertiva moltissimo a fare, molto più di me, a fare questi viaggi telefonati. Quando diceva oggi ho fatto il Brennero, ho fatto il passo, non sull'autostrada, ho fatto il passo certo. con la neve fino sulle testate, con i piedi per terra, si divertiva da pazzi. Si divertiva, amava la vita Claudio Villa. Riccardo Antonelli, unico allievo. Andavate in giro in moto? Qualche volta sì. Allora, lui diverse volte mi portava da Radio Lazio, la sua radio privata, finiva il programma, mi diceva dai ti accompagno a casa, e quindi da Radio Lazio a Trastevere mi portava a Ostia in motocicletta. Io me lo stringevo così perché, che vuoi, insomma... motocicletta, bisogna essere... Me lo stringeva, eccetera. Poi dopo, successivamente, anch'io ho avuto la motocicletta, e quindi magari partivamo sempre da Radio Lazio per andare magari a casa sua oppure per tornare ad Ostia, e quindi facevamo queste passeggiate insieme. Sì, anche questo è stato molto bello. Stimate questo, questa è la parte appunto come mi sposto, come mi muovo. Riccardo Antonelli è stato scelto da Claudio Villa come allievo. Allievo significa tu hai cantato davanti a lui e davanti a Domenico Modugno. Tu hai fatto, e lo vediamo, della tua voce quella virtù che Claudio Villa ha fatto della sua e poi ha saputo insegnare. Io ho amato fin da bambino questo grande artista, quindi sono riuscito a conoscerlo, e questa è la foto dove proprio il nostro primo incontro, avevo 13 anni. Ragazzino, ragazzetto, come si dice a Roma. Io cantavo già le sue canzoni, studiavo già canto e musica all'Accademia della Filarmonica Romana, e devo dire sono andato sempre controcorrente, perché che vuoi, un tredicenne che canta le canzoni di Villa all'epoca, non è molto usuale. E ancora oggi sono controcorrente, tutto sommato, però insomma mi trovo bene. Alla fine il mio canto mette un po' d'accordo tutti, quindi va bene così. Era un maestro esigente, Claudio? Beh sì, assolutamente sì. Io ne ho visti tanti passare, diceva che fai tu nella vita, faccio questo, continuo a fare questo, diceva, piuttosto che intraprendere cioè non dare un mestiere false... che non ti poteva dare. In me ha trovato diciamo così il terreno giusto, il terreno fertile da poter appunto coltivare, e così ha fatto, e di questo io lo ringrazierò infinitamente. Racconteremo poi anche di come l'allievo si è diventato amico. Racconteremo anche della partita bocce a Fiuggi. Ne parliamo tra un attimo. Sì. Prima di lanciarci nella partita bocce nella vicina Fiuggi, lo strepitoso successo all'estero. Questa cosa ce la raccontò quando lei venne ospite qui all'Ora Solare. Lei adorata, cara, splendida Orietta Berti. Guardate. Cari amici, vorrei ricordare il caro Claudio Villa, che quest'anno compierebbe 100 anni. Con lui ho fatto tantissime trasmissioni televisive, ma soprattutto la mia prima tournée negli Stati Uniti, che è durata più di 2 mesi. Claudio fa parte della storia della musica leggera italiana. Aveva una voce bellissima ed era una persona molto piacevole. E poi era molto ironico, ed essendo romano aveva sempre la battuta pronta. Lo ricorderò sempre. Un abbraccio alla cara Paola Saluzzi e a tutti gli amici dell'Ora Solare. Orietta, noi ti adoriamo, è un'adorazione nei tuoi confronti, sei l'amore nostro. Allora, Mauro, Orietta adorabile, splendida. Le foto in motocicletta con mio padre. Foto in motocicletta, sì. Lei andava in motocicletta con Claudio. Allora, tu hai viaggiato in tournée con papà, vero? Sei stato in tournée. Sì, ma è vero che nonna Ulpia
in certi viaggi veniva a seguito con spaghetti e parmigiano? Assolutamente. Beh, le prime, quando andavamo nei paesi dell'est, in Russia, in Bulgaria l'aeroporto era fatto da un prato e una manica a vento, finito. Certo. E quando andavamo in Russia lei si portava la valigia con dentro la pasta, i pomodori, la macchinetta, il fornelletto, la macchinetta del caffè, assolutamente, perché non ne poteva fare. C'è Stefano che se la ride, lo viziava, nonna Ulpia? Sì. Vabbè. Era l'unica che lo riusciva a tenere a bacchetta, ma quando era già grandicello, credo il primo schiaffo l'unico che ho ricevuto dalla mamma, da mia nonna, è perché lo ha visto con una sigaretta. Hai capito, la nonna? Sì, era grande e gli ha mollato. No, d'altronde si merita, qualcuno deve aver preso questo carattere bello forte, Claudio Villa. Sì, la nonna è eccezionale. Eccovi qua, guardate che belli che siete, grazie per queste fotografie, qui sulla scaletta dell'aereo. Allora, veniamo, poi siamo sulla partita a bocce, maestro, ma Stefano arrivo. Veniamo a queste bacchette in Giappone, perché papà, che ha conquistato il mondo, lui conquistava non solo il pubblico italiano presente in determinati, no, lui ha proprio conquistato i giapponesi, conquistato i cinesi, si è fatto adorare, però lui rispettava le tradizioni e le regole del paese in cui andava. Assolutamente. Allora, quando mi ha portato in Giappone, sempre negli anni 60, ci volevano 26 ore allora per arrivare in Giappone, con 4 scali, una cosa lunghissima. Dopo tutte queste ore di volo mi portò a mangiare in questo grandissimo hotel dove stavamo, era il New Otani, non so se c'è ancora, credo forse l'hanno abbattuto, con questo ristorante che girava sopra così. Mi portò a mangiare sushi, pesce, le cose giapponesi. E dico, papà, una forchetta? Dice no, impari a mangiare con le bacchette. E ho imparato lì per lì. Non ci sono dubbi, perché lui era, guardate che belli che sono, papà e figlio, lui era uno che quando l'ha dimostrato, quando voleva fare una cosa, sapeva farla. Prima di chiedere al nostro Stefano Paggioro qualcosa di più di questi viaggi e di questa conquista del mondo, una cara, grande amica di Claudio Villa, che ringraziamo molto, Gilda Giuliani, guardate. Io sono stata fortunata perché sono riuscita a fare una tournée insieme a lui in Giappone. Pensate, io avevo partecipato a un festival, il Festival Mondiale della Canzone Popolare a Tokyo, lo vinsi e decisero gli stessi autori di questo concorso di far fare a noi due una tournée di un mese in Giappone. Non è stato facile perché Claudio era molto esigente, però abbiamo avuto un grande successo. Lui era amatissimo, aveva una voce straordinaria. Pensate, lui era molto strano, ci teneva molto alla forma, ma questo signore la mattina ci svegliava all'alba per poter correre con lui, ma all'alba in Giappone era un po' drammatico perché per noi era notte, però è stato bravissimo. Io voglio ringraziarlo per tutto quello che mi ha dato, lui sarà sempre nei nostri cuori, sarà sempre il grande Claudio Villa. Un bacione a tutti, ciao! Brava Gilda Giuliani, sempre bella, sempre uguale. Allora, questa grande artista che faceva anche, si alzava di mattina per correre, uomo strepitoso. Questa conquista, lui è stato il primo ad andare in Cina. Sì. Il primo cantante italiano ad andare in Cina. Ed è stato un successo enorme, immenso. Tra l'altro questa cosa me l'ha raccontata proprio Mauro quando io l'ho intervistato qualche tempo fa e mi ha colpito, poi lui magari aggiunge qualche particolare, il fatto che alla fine del primo pezzo silenzio assoluto. E in quei pochi secondi si è detto ma non sarò piaciuto. In realtà poi ha avuto un trionfo, ma perché era il grande rispetto che il pubblico aveva, non solo in Cina, anche in Giappone si usa. Cioè si usa rimanere in silenzio per... In Russia, specialmente la prima volta che andò in Russia è rimasto, me lo disse, c'era questa grande teatro enorme e noi siamo abituati, anche qua lo facciamo, no? Sì. Mentre finisce la canzone uno comincia, perché siamo fatti così, no? Certo. E lì la prima volta che ha finito il primo pezzo, nel refrain, nelle cose, un silenzio totale. A un certo punto dentro di sé dice Mauro, io sono rimasto
perplesso, insomma, ero preoccupato. Certo. Finita l'ultima nota è venuto giù il teatro, è una cosa incredibile. E quando è andato, e quando voglio raccontare questa cosa della Cina, perché pochi la sanno, lui era in tournée in Giappone e aveva chiesto già da tempo il visto, stiamo parlando degli anni 60 in Cina, certo, cioè era un altro mondo, certo, ovviamente, e cioè, dal Giappone passare in Cina è come passare dagli Stati Uniti alla Cina, era la stessa cosa, ovviamente, e lui chiese già dall'Italia il visto per andare in Cina. Silenzio più totale. È andato in Giappone, ha finito la tournée, tutti sono tornati in Italia, dice no, io ancora resto, e spingeva, rompeva proprio no. Alla fine, dopo una settimana che stava in Giappone, gli è arrivato il visto e andò in Cina e si esibì di fronte in una sala da concerto di fronte all'establishment del certo, cinese, ovviamente non il pubblico, e dice io non avevo provato nulla, un pianoforte poteva lui farlo. Sì, però, sì. Era Claudio Villa, Mauro. Sì, però insomma, ecco, vabbè, però ci voleva un coraggio leonino. Questo lo dobbiamo dire. Maestro, possiamo ascoltare Luna Rossa? Vado dove? Ma sì, noi abbiamo la fortuna di avere Riccardo Antonelli qui. Gli chiediamo questo Luna Rossa fondamentale, ascoltate. E a Luna Rossa mi parla te, io le domando si aspetta a me, ora balcone stanotte tre, ma non c'è sta nessuno, e chiamo non mi vedete, ma tutta la gente che parla te, risponde tardi che vuoi sapere, che non c'è sta nessuno. Luna rossa, chi mi sarà sincera, luna rossa se ne chiuda, la sera senza me vedere, dica ancora che aspetta a me, farò balcone stanotte tre, e prega santo per te, ma non c'è sta nessuna, che non c'è sta nessuna. Grazie maestro, eccolo qui il maestro Antonelli con Claudio Villa, Luna Rossa come la maglia di Claudio. Luna Rossa 1950, scritta dal grande maestro Antonio Vian, sì, lanciata alla Piedigrotta da Giorgio Consolini, poi arriva al maestro Strappini e Claudio Villa la porta nel mondo. Parleremo anche del Festival di Napoli, parleremo della grande generosità. Claudio Villa è stato un uomo di una generosità attiva e silenziosa che lo rende ancora oggi re. Lì lo posso dire, re. Non Reuccio, Reuccio era un modo carino per dire. Claudio Villa è stata una persona buona come il pane. Ci vediamo tra un attimo, ci raggiunge Anna Bisogno perché parliamo con la professoressa Bisogno anche di cinema, tra poco, grazie. Avrebbe compiuto 100 anni quest'anno Claudio Villa e a lui è dedicata questa nostra puntata. Mauro Pica, suo figlio adorabile, dolcissimo, che ci ha raggiunti. Senza il nostro Stefano Paggioro non si cantano messe, quindi evviva, bello averlo con noi. Signori, la professoressa Anna Bisogno. Buongiorno, bentrovati. Docente, splendida docente di cinema e TV all'Università Unimercatorum. Grazie di essere qui con noi, Annina, grazie mille. Allora, carriera cinematografica di Claudio Villa. C'è, a tutti gli effetti c'è. Forse inizia lì il percorso di quello che potremmo definire un personaggio transmediale, perché accanto al cinema
Il successo di Villa si costruisce anche con la radio, con i dischi, con la televisione, partecipazioni a programmi di varietà, eventi, e fanno di lui un divo domestico, lo portano da icona cinematografica a divo domestico. Quindi popolare. Esatto, lui poteva fare anche questo, era Claudio Villa. Quanto sei bella Roma, di Marino Girolami, corre l'anno 1959. Godetevelo tutto questo Claudio Villa al cinema, guardate. Sì, ma questa Oklahoma sarà bella come Roma nostra. Sai, nei film ti fanno vedere tutto bello e poi... No, più bella di Roma non è possibile. Hai ragione. Come fa quella canzone? Dai, cantala. Cantala alla faccia di tutte le Oklahome del mondo e alla salute degli spaghetti senza zucchero. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Per te vedete serve, per te vedete serve da cintura. San Pietro e Campidoglio da rettiera. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera. Lui, Anna, voglio dire, cantata da lui è tutta un'altra storia. Ed è romanità questa, a tutti gli effetti. Sì, è romanità popolare. Claudio Villa non fu soltanto l'interprete di un genere cinematografico popolare, leggero, musicale, fu anche, come dire, una sorta di traghettatore verso un immaginario collettivo più consolatorio, che portava verso un'idea di benessere, anche di entusiasmo rispetto alle novità che arrivavano dall'America e che l'Italia provava ad interpretare. Quindi il mio giudizio è quello di non limitare la figura di Claudio Villa a interprete e cantautore, ma è una figura davvero cruciale per quegli anni, per l'immaginario collettivo italiano, che arrivava insomma da tempi difficili. Lui poi diventa immediatamente un personaggio anche televisivo. Certo. Nel 1955 ricordiamo quel Sanremo, che in realtà chiamò la televisione a sperimentare anche nuove modalità di spettacolo a fronte di un'assenza sul palco. Fu messo infatti nel Festival di Sanremo del 1955, quello in cui arrivò primo insieme a Pane, mi corregga maestro, sì. Ecco, e non si presentò al momento della proclamazione, e lì diciamo, arrivò l'idea di mettere il giradischi, perché stava male naturalmente, il giradischi, e qui con Buongiorno Tristezza, e quindi anche la televisione, grazie a Claudio Villa, cominciò a sperimentare degli espedienti di spettacolo. Come dico sempre io, beati gli allievi della professoressa Bisogno, gli studenti della professoressa Bisogno, che ne sanno molto di più dopo che lei ha fatto una lezione. Detto questo, Claudio e Roma, è una domanda, sia il maestro Antonelli ce lo rappresenta, ma rappresenta ancora oggi un binomio perfetto? Proprio assolutamente. Le sue radici è impossibile estrapolarlo da Roma, perché è una persona internazionale come vuoi, ma ti dico solo questo, in Giappone gli facevano i ponti d'oro, proprio, e gli chiesero di aprire una scuola di canto in Giappone, e mio padre disse di no, perché non poteva stare lontano dall'Italia e da Roma. Era profondamente, anche se internazionale, era profondamente romano. Era profondamente legato La forza a Roma. di questi attori cantanti o cantanti attori era proprio quella di esprimere innanzitutto delle radici. L'abbiamo visto anche in altre puntate con altri protagonisti. Forse però quella di
Claudio Villa è la testimonianza più forte di una, come dire, di una localizzazione più marcata. Ecco. Più marcata sotto tutti i punti di vista. Canzone d'amore, Giorgio Simonelli alla regia, andiamo un po' indietro, andiamo al 1954, poi abbiamo notizia da darvi circa un francobollo. Mettete un asterisco sul francobollo, andiamo a vedere. Fiorindo fiore, senza te non so più amare. Lasciami sentire l'ultimo sospiro, l'ultima bugia. Più mi sai mentire, più mi fai morire di gelosia. Sento in me bruciare le vene, sento te sfuggire da me, sento in me la nostalgia del tuo solo amore, porta nel mio cuore sereno. Allora, e dice Mauro Pica, cantava con un polmone solo, con un polmone solo. Arrivo da Stefano Paggioro, abbiamo visto Maria Fiore, anche qua, chi non sogna di avere, no? C'è chi ti fa la serenata sotto casa? Claudio Villa. Claudio Villa. Voglio dire, le nostre mamme si sarebbero messe tutte, sì, diciamolo tutta questa cosa. Allora, Stefano, quest'uomo che, l'abbiamo detto prima, cantava in bicicletta per farsi coraggio e che segna con la propria esistenza il mondo della canzone in maniera definitiva. Definitiva, esatto. Sì, sì. Definitiva. Senza ombra di dubbio. Questo ha fatto lui? Sì, sì, assolutamente. Allora, io voglio farvi sentire che cosa ne dice Lucia Altieri. Lucia Altieri conosce Claudio Villa al Festival di Napoli. Cantavano insieme un brano, pensate, di Ennio Morricone. Questa cartolina ci arriva da Cuba, Lucia Altieri a Cuba, però la ascoltiamo. Però a maggior ragione lo ascoltiamo. Io Claudio l'ho conosciuto durante il 10° Festival di Napoli, dove cantavamo insieme una bellissima canzone di Ennio Morricone, Tu stai sempre con me, canzone che a me personalmente mi ha portato molta fortuna. Claudio era imprevedibile, era giocarellone, era tutto quello che non era come si faceva conoscere con i giornalisti. Era simpaticone proprio. Ci incontravamo spesso nelle varie televisioni spagnole, a parte quelle italiane. Ed è lui che in Spagna mi ha fatto conoscere vari locali dove si canta e si balla la musica flamenca. A lui piaceva moltissimo. Di Claudio io potrei dire tante cose, però i tempi televisivi sono quelli che sono. Vi mando un grande abbraccio dalla mia seconda patria, che è Cuba. Un bacione grande a tutto lo staff di Ora Solare. Ciao. Grazie signora Altieri, grazie infinite. Allora, da notare che Claudio Villa proseguirà, cioè passerà dalle canzoni cantate in bicicletta per farsi coraggio alle serenate. Canterà praticamente, Stefano, tutta la vita, canterà a Napoli, canterà... Certo, sì, sì, assolutamente. E poi tanti generi musicali, dalla canzone romana, napoletana, l'operetta, qualche aria d'opera anche. Papà era simpaticone. Moltissimo. Magari con i giornalisti si beccava. Era veramente un'altra persona di quella che poteva sembrare o risultare, apparire, sì. Ma perché lo stuzzicavano? Perché dovevano fare, come abbiamo detto, Bartali e Coppi, Modugno. Però lui raccoglieva, assolutamente. Raccoglieva Quello perché... sì. A me è romano. Cioè nel momento che tu lo stuzzichi, perché una cosa voleva mio padre, diceva sempre, cioè, posso non piacere, questa è una cosa naturale, ma il rispetto è un'altra cosa. Bravo, Mauro. E mi diceva sempre, vedi,
vedi i cantanti francesi, ma dello stesso periodo. In Francia sono tenuti in considerazione in modo diverso che noi qua in Italia, perché tu puoi ti piace un altro genere è finito, ma ci sono delle icone, dei personaggi, degli artisti che sono tenuti su un piedistallo, e invece qua facevano di tutto per andargli addosso, distruggerlo, metterlo in... C'era qualche motivo? Allora, in realtà... perché rappresentavano... Esatto, in realtà Claudio Villa si trova nel bel mezzo del processo di costruzione dello showbiz italiano dopo gli anni 50 e poi appunto rappresentava un genere di canzone cinematografico che per quanto popolare però non, diciamo, sembrava agli occhi di alcuni critici allontanarsi da una certa tradizione. Da una certa. Abbiamo tempo per vedere? No, non abbiamo tempo, abbiamo soltanto 2 minuti. C'è una domanda che faccio ad Anna Bisogno. Claudio muore mentre c'è il Festival di Sanremo e Pippo Baudo, con una commozione e una professionalità alta come la sua commozione, quindi provate ad immaginare, lo deve annunciare e noi siamo lì davanti alla TV, senza parole, solo con le lacrime. Sì, la morte di Claudio Villa viene annunciata lì dove, nel Festival di Sanremo, forse Villa aveva raccolto molte amarezze, diverse, molte ingiuste. Però ecco, Baudo era tra coloro i quali stimavano moltissimo la voce e la capacità e la professionalità, certo. E non poteva non annunciarlo in quel modo, perché in quel momento in realtà era finita in qualche modo anche un'era di un certo festival di Sanremo con la morte di Claudio Villa, e Pippo Baudo, che di quel festival continua a rimanere l'ambasciatore e il narratore per eccellenza, continua a rimanere il festival Pippo Baudo, la darà nel modo in cui andava data. Nel modo in cui andava data. Siamo con i tempi cortissimi, vi prego un francobollo per ricordare i 100 anni di Claudio Villa. Sì, il Poligrafico dello Stato ha emesso un francobollo proprio per ricordare i 100 anni e un 30 secondi telegrafico, ringraziare tutti i fans di mio padre e in particolare Anna Biagiotti, che è la leader di questo gruppo, che fa di tutto e ha fatto di tutto perché per continuare a portare avanti il fans club, perché tutti noi, Stefano, tifiamo Claudio Villa, amiamo Claudio Villa e ne parliamo al presente. Certo, perché la memoria storica. Senti, Voglio vivere così, brano tratto da un film diretto da Mario Mattioli, è una canzone che ascoltiamo tra poco. Del 41, lanciata dal tenore Ferruccio Tagliavini, Claudio Villa inizia a cantarla da subito e la porta avanti in tutta la sua carriera. In maniera splendida, ma quella partita a bocce a Fiuggi, come andò a finire? Come andò a finire? Che vinse lui. C'erano dubbi? Che domande mi fai? Ma scusa Mesto, ma tu sai giocare a bocce? E il bello della cosa, no, io non sapevo giocare a bocce. Ma lui ti ha detto andiamo a giocare lo stesso. Lui invece sì. Ecco signori, era questo Claudio Villa. A lui amava vincere, sapete perché? E ce l'ha detto la professoressa Anna Bisogno, ce l'ha detto suo figlio Mauro, il nostro Stefano Paggioro, perché era un vincente e sapeva vincere, perché Claudio Villa è stata una vittoria dal giorno in cui è nato. Voglio vivere così, dedicato a Claudio Villa e a tutti voi. Grazie. Riccardo Antonelli. Cuore mio da fiore a fiore, con dolcezza e con amor, va tu per me. Va che la mia felicità vive sol di realtà accanto a te. Voglio vivere così, con il sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente.